L'incontro del ministro del turismo Massimo Garavaglia con il presidente del Veneto Luca Zaia e i rappresentanti degli operatori turistici domani e la riapertura martedì dell'aeroporto Canova di Treviso. Settimana significativa quella che sta per iniziare per ridare al Veneto e alla Marca slancio turistico. L'assessore regionale di comparto, il trevigiano Federico Caner, annuncia che le prenotazioni stanno già fioccando. Anche prenotazioni straniere che stanno arrivando a Iosa nella nostra regione, in particolare nel litorale. Però c'è un problema che ho già sollecitato, informalmente al Ministro. Domani nell'incontro che avremo assieme anche agli operatori turistici verrà affrontato in maniera più importante, che è il tema del riconoscimento della vaccinazione. Per entrare in Italia il requisito della vaccinazione, di un turista tedesco e austriaco non è sufficiente, ma ci vuole anche il tampone. Questo è quel qualcosa che rischia di frenare le prenotazioni che potrebbero essere molto più importanti e cospicue, quindi questo sarà un tema che affronteremo. Importante, sottolinea Caner, la presenza di Garavaglia in Veneto. E la visita del Ministro significa venire a sentire nel territorio quali sono le problematiche. Anche Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI, invia un messaggio al Ministro. In questa fase dobbiamo semplificare quanto più possibile la ripartenza. Il settore è stato messo a dura prova da una crisi epocale e oggi ha bisogno di ripartire. Lo dobbiamo fare ovviamente in sicurezza, ma senza lacci e lacciuoli. Oggi noi dobbiamo dimostrarci aperti, pronti ed accoglienti sotto tutti i punti di vista, anche da un punto di vista governativo e burocratico. All'aeroporto Canova, che riaprirà martedì, sono tornati in queste ore i primi aerei e il numero di voli programmati è in continuo aumento. Erano previsti 3 voli il primo giorno, sono già diventati 9, segno evidente che c'è davvero tanta voglia di viaggiare, di tornare a vedere e a godere delle bellezze della nostra città.